Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Niscemi, la mafia faceva affari con il traffico di droga e il monopolio degli oli esausti, 35 arresti, sequestrate aziende per un valore di oltre 6 milioni. Gli investigatori denunciano il persistente clima di omertà. Voto di scambio, dopo oltre un anno di domiciliari torna libero il deputato regionale Giuseppe Castiglione, stesso provvedimento per l'ex dipendente dell'AMTS Giuseppe Coco e l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. A Palermo tentava di consegnare droga al figlio in carcere al Pagliarelli, arrestato il padre e denunciato il giovane. Intanto cresce l'allarme nei penitenziari siciliani per le continue aggressioni agli agenti. Pavia, dopo il fermo del sedicenne di origine egiziana per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, denunciati per omissione di soccorso 4 amici dell'aggressore. A Niscemi dal Senato arriva l'ok definitivo alla sospensione dei tributi sulle abitazioni. Intanto sono ancora molte le persone senza casa e molti dei soldi raccolti da associazioni Onlus non sono stati erogati al comune e nemmeno ai cittadini. Maxi operazione della Polizia Municipale di Catania sul viale Mario Rapisardi, raffiche di multe e sequestri di merci abusive e veicoli. Sanità, in Sicilia si spendono meno soldi in farmaci rispetto al resto d'Italia. Calcio, per il Catania domenica sfida decisiva per difendere il secondo posto. La gara contro l'Atalanta Under 23 è fondamentale in chiave play-off. Rebus formazione per Toscano. La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Telecolor. Bentrovati a Niscemi, la mafia faceva affari non solo con il traffico di droga ma anche gestendo in regime di monopolio lo smaltimento degli oli esausti. 35 le persone che sono finite in carcere. Sentiamo Rita Cinardi. Facevano affari nel settore degli oli esausti e gestivano il traffico di droga imponendo il controllo del territorio con le regole di Cosa Nostra. E questo è il quadro che emerge dall'operazione scattata all'alba a Niscemi, dove i carabinieri hanno eseguito 35 arresti su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta ha permesso di ricostruire l'organizzazione guidata dai fratelli Musto, ritenuta ai vertici della famiglia mafiosa di Niscemi. Secondo gli investigatori il gruppo avrebbe infiltrato il tessuto economico imponendo con minacce e intimidazioni accordi a commercianti ed esercenti, condizionando le attività e limitando la libera concorrenza. La quantità delle denunce lascia molto a desiderare, ma si deve sottolineare che quelle poche che ci sono hanno un valore enorme, sia come valore simbolico sia come valore sostanziale, perché comportano una crepa nel muro dell'omertà e quindi comportano anche un senso di insicurezza in Cosa Nostra. Non c'è più la totale sicurezza di un tempo che nessuno avrebbe parlato. Quello messo in piedi dai fratelli Musso era un sistema che garantiva profitti e rafforzava il controllo sul territorio con collegamenti anche con ambienti mafiosi del catanese. Dalle attività investigative rileviamo proprio questo: l'impresa interessata ad assicurarsi una posizione monopolistica ha contattato, quindi ha fatto il primo passo verso chi di fatto gestiva questo monopolio per scalzare la precedente ditta, e questo, diciamo, è il meccanismo che l'attività di indagine ha restituito. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 2 aziende coinvolte nel business illecito per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. L'inchiesta voto di scambio, torna libero il deputato regionale siciliano Castiglione, era ai domiciliari da oltre un anno. Orazio Longo. Sono cessate le esigenze cautelari e non v'è pericolo di recidiva. Con queste motivazioni il deputato autonomista Giuseppe Castiglione torna libero dopo essere stato ai domiciliari per più di un anno, dal 24 febbraio del 2025, coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso, reato per il quale pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio. La revoca della misura cautelare è stata disposta dal giudice per l'udienza preliminare di Giacomo Barbagallo su richiesta del legale di Castiglione. Lo stesso provvedimento è stato emesso per altri 2 indagati dell'operazione antimafia Mercurio, portata avanti dai carabinieri del Rosso di Catania, entrambi agli arresti domiciliari ed entrambi rinviati a giudizio. L'ex dipendente dell'AMTS Giuseppe Coco e l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. Secondo l'accusa, Castiglione e Marchese avrebbero sottoscritto un accordo con il clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le competizioni elettorali nelle quali si erano candidati. Le contestazioni riguardano le regionali del 2022 per Castiglione, che si è dimesso dalla Commissione regionale antimafia ed è stato sospeso in applicazione della legge Severino dall'incarico di deputato all'Ars, e le comunali del 2021 a Misterbianco per Marchese. La procura aveva dato parere negativo alla decadenza della misura cautelare.
A Palermo portava hashish, cocaina e crack al figlio detenuto nel carcere di Pagliarelli. Il padre, perquisito dagli agenti penitenziari nella sala colloqui, è stato arrestato mentre il figlio è stato denunciato. Giusy Lazzaro. Carcere Pagliarelli a Palermo. Un padre chiede di poter vedere il figlio detenuto, ma in realtà tenta di consegnargli droga. La richiesta dell'incontro in un primo momento non aveva insospettito gli agenti della polizia penitenziaria, che dopo il controllo al metal detector lo fanno entrare nella sala, sorvegliata dalle telecamere. I due si siedono e iniziano a parlare, ma all'improvviso ai poliziotti non sfugge la velocità del passaggio con cui l'uomo mette le mani nella tasca della tuta, prende un pacchetto e lo consegna al figlio. Perquisiti con attenzione sia il detenuto sia il padre, i poliziotti trovano dentro il pacchetto un panetto di hashish da 100 grammi, dosi di cocaina e buste di plastica con 4 grammi di crack. Convalidato l'arresto per il padre ai domiciliari con il braccialetto elettronico e denunciato il figlio. Lo spaccio di droga dentro le carceri, dice Pino Apprenti, garante dei detenuti, aggrava una situazione esplosiva per sovraffollamento e criticità delle patologie legate alle tossicodipendenze. Intanto la questione carcere si fa sempre più pesante. A Catania, nel reparto omicidio del carcere di Piazza Lanza, un detenuto uscito dall'isolamento per una telefonata ferisce 6 poliziotti, uno di questi preso in pieno volto con il lancio di una padella. L'aggressione a poche settimane da un altro episodio con 5 agenti feriti. E arriva la denuncia di Armando Algozzino, presidente nazionale della UIL Penitenziari. Dallo Stato non arrivano soluzioni ai problemi che abbiamo più volte segnalato. Dopo il 16enne egiziano fermato per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, sono stati denunciati per omissione di soccorso i 4 amici dell'aggressore. Sentiamo Lorena Dolci. Ucciso per una fetta di pizza in una lite tra giovani, gli investigatori cercano di chiarire gli ultimi momenti che hanno portato alla morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara, accoltellato in un'area parcheggio di Pavia dove si era trasferito dalla Sicilia in cerca di lavoro. Oltre al 16enne egiziano fermato con l'accusa di omicidio, sono stati denunciati per omissione di soccorso anche gli amici dell'aggressore, 4 giovani, fra cui un altro minorenne, che sono scappati quando hanno visto il tragico epilogo. Domani mattina il minorenne sarà interrogato. I suoi avvocati hanno fornito intanto una versione diversa rispetto a quella presentata sino ad ora, ribadendo che il ragazzo ha reagito colpendo al collo la vittima solo dopo che era stato a sua volta aggredito dall'altro gruppo. La colluttazione sarebbe nata dal rifiuto di Vaccaro e dei suoi 2 amici di dare appunto una fetta di pizza appena acquistata. Mentre si cerca ancora l'arma del delitto, i legali insistono su un passaggio: la ritardata richiesta di soccorso. Perché, si chiedono gli amici di Gabriele, non hanno chiamato subito il 118, ma solo dopo che sono arrivati a casa, quando l'emorragia era ormai evidente. Resta un dato: il ricorso sempre più facile alla violenza da parte dei giovanissimi. Anche il 16enne accusato di omicidio qualche mese fa era stato accoltellato, finendo in ospedale. Torniamo a Niscemi, il decreto è diventato legge, dal Senato è arrivato l'ok definitivo alla sospensione dei tributi sulle abitazioni. Intanto sono ancora molte le persone senza casa e tanti dei soldi raccolti da associazioni e Onlus per aiutare appunto chi ha perso la casa proprio in virtù della frana non sono stati erogati al Comune e nemmeno ai cittadini. GR Italia. Sono passati quasi 3 mesi dalla frana che ha sconvolto Niscemi, costringendo numerose famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Oggi, per molti di loro, l'emergenza non è finita. C'è chi vive ancora lontano da casa e chi affronta gravi difficoltà economiche. Nel frattempo si apre un nuovo fronte. Il Comitato Evento Franoso denuncia che diverse associazioni, Onlus e soggetti privati hanno raccolto fondi destinati ai cittadini colpiti, denaro che però nella maggior parte dei casi non sarebbe ancora stato distribuito ai beneficiari né trasferito al Comune. Solo poche eccezioni riferiscono avrebbero già provveduto all'erogazione, una situazione che alimenta tensioni e richieste di trasparenza. Chiediamo che queste associazioni si adoperino affinché dividano al più presto le somme che hanno raccolto alle famiglie degli sfollati. Già il Comune di Niscemi sta provvedendo a dividere in maniera proporzionale le somme che sono andate al Comune.
speriamo che altrettanto le associazioni che hanno fatto queste raccolte si adoperino per dividere le somme alle famiglie sfollate. Tra le proposte l'adozione di criteri proporzionali simili a quelli già utilizzati per il contributo di autonoma sistemazione per garantire equità nella distribuzione degli aiuti. Intanto il Comitato si dice pronto a collaborare con enti e organizzazioni per facilitare le procedure e accelerare i tempi, perché mentre le verifiche continuano, per molte famiglie il tempo dell'attesa è già fin troppo lungo. A Messina i militari della Guardia di Finanza con gli ispettori in servizio all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INPS dai controlli su 2 gestori di stazioni di servizio a Barcellona Pozzo di Gotto hanno scoperto 27 lavoratori in nero e 31 lavoratori irregolari. Elevate sanzioni pecuniarie per circa 570.000 euro. Fiamme all'alba al porto di Scoglitti, 2 natanti sono stati coinvolti. Le prime verifiche escludono la matrice accidentale del focolaio. Sentiamo Veronica Barbarino. Un inferno galleggiante. Dal molo di Levante, nel porto di Scoglitti, questa mattina all'alba una barca da diporto ha preso fuoco. Un incendio su cui aleggia l'ombra del dolo, che ha colpito anche una seconda barca e quasi scatenato una catena di fuoco e minacciato decine di natanti e le strutture portuali. Decisivo l'intervento del comandante della Guardia Costiera, che insieme al personale dipendente e 2 concessionari ha affrontato le fiamme da vicino, trainando le barche fuori dall'aria e scongiurando il peggio. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti da Ragusa e Santa Croce Camerina. Nessun ferito, ma danni importanti. Le prime verifiche escludono la matrice accidentale del focolaio. Le indagini adesso sono affidate ai carabinieri. C'è stato un crollo nella notte nel centro storico di Agrigento, in via Alletto, nel rione Santa Croce. Una porzione di una palazzia disabitata è venuta giù all'improvviso. Nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti. Davide Sardo. Un boato improvviso, poi il crollo. In pochi secondi è venuta giù una parte di una palazzina abbandonata da anni nel cuore del centro storico di Agrigento. È accaduto nella notte tra via Alletto e il rione Santa Croce, sopra via Garibaldi. Un rumore fortissimo ha rotto il silenzio e ha fatto scattare l'allarme. I residenti, pochi ma ancora presenti nella zona, sono tornati a vivere momenti di paura. C'è chi per precauzione ha deciso di lasciare casa e dormire altrove. A cedere è stato l'edificio già in pessime condizioni, una struttura da tempo disabitata e in parte già collassata. Il crollo è avvenuto proprio a causa dello stato di totale abbandono. Subito dopo l'allarme al 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile, i tecnici dell'ufficio tecnico e gli agenti delle volanti. Gli accertamenti hanno confermato che lo stabile era vuoto, nessuna persona è rimasta coinvolta. L'area è stata interdetta, transenne e delimitazioni sono state collocate attorno all'edificio per evitare rischi. Questa mattina nuovo sopralluogo con i tecnici del Comune, la Protezione Civile e l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Verifiche in corso sulla stabilità delle pareti rimaste e degli immobili vicini. Resta però il problema, un altro pezzo della vecchia città che cede, un degrado che va avanti da anni senza interventi risolutivi e il rischio che altri edifici possano crollare resta concreto. A Catania, maxi operazione della Polizia Municipale sul viale Mario Rapisardi è in corso Indipendenza. Raffiche di multa per sosta selvaggia e mancato utilizzo del casco. Sono stati rimossi anche 6 mezzi abbandonati. Tonino De Mano. Auto sulle strisce pedonali, scooteristi e motociclisti senza casco, mezzi abbandonati sulla sede stradale. Pioggia di verbali e sequestri della Polizia Municipale di Catania che ha effettuato una maxi operazione sul viale Mario Rapisardi, uno degli snodi più importanti della città etnea. Una ventina di agenti impegnati, anche in borghese, per fare rispettare il codice della strada con maggiore attenzione all'utilizzo o al mancato utilizzo del casco. È un servizio che fa parte di nuovi obiettivi che ci siamo dati per il 2026, cioè dei controlli in aree dove solitamente non facciamo, la nostra presenza per chiaramente motivi di organico non è intensa. Alcuni numeri: 50 verbali elevati per sosta selvaggia, una ventina per il mancato uso del casco, quasi 40 kg di frutta e verdura sequestrati ad ambulanti e 6 auto abbandonate rimosse, una di queste parcheggiata da diverso tempo in via Angelo Mosso, cui si riferiscono le immagini. Anche questo è un servizio che già da tempo devo dire che funziona molto bene.
bene e che si rivolge proprio al fatto di contrastare questo fenomeno dell'abbandono dei mezzi senza assicurazione, senza revisione, o dei mezzi abbandonati veri e propri che sottraggono tra l'altro parcheggi alla libera fruizione, oltre che essere pericolosi e igienicamente poco consoni. In diretta assistiamo anche al fermo di quest'auto, letteralmente sommersa di materiale ferroso di ogni tipo. Il mezzo è stato sequestrato e preso in consegna dalla Polizia Ambientale. Controlli, multe e sequestri anche al Corso Indipendenza. Adesso una breve pausa, poi parleremo di un incendio sempre avvenuto a Catania e di sanità. A tra poco. A Catania un incendio sulle cui origini sono in corso indagini ha distrutto un'auto e una moto e danneggiato un'altra vettura e l'ingresso di un edificio in via Coviello. Il rogo ha provocato un'intensa e alta colonna di fumo nero visibile in più parti della città. In Sicilia si spendono meno soldi per farmaci rispetto al resto d'Italia, un calo che riguarda sia il servizio sanitario pubblico che la spesa privata dei cittadini. A dirlo è il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativo all'anno 2024. Desiree Ferlito. In Sicilia si spendono meno soldi in farmaci rispetto al resto d'Italia. Nell'isola la spesa farmaceutica è inferiore al 2,1% rispetto alla media nazionale, un calo che riguarda sia il servizio sanitario pubblico che la spesa privata dei cittadini. A dirlo è il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativo al 2024. Numeri che raccontano una realtà complessa. Nell'isola si spendono complessivamente oltre 2,8 miliardi di euro per i farmaci, con più del 76% a carico della sanità pubblica. Ma il dato più interessante riguarda i consumi. Sono più bassi del 3,9% rispetto alla media nazionale. Un calo trainato soprattutto dalla spesa privata, che segna un meno 15,8%. Eppure, se si guarda alle dosi giornalieri o nei 1.000 abitanti, la Sicilia supera la media italiana, oltre 1.180 contro circa 1.140. Un apparente paradosso che apre interrogativi su appropriatezza e distribuzione delle cure. I cittadini spendono di tasca propria circa 673 milioni. La quota maggiore riguarda i farmaci non rimborsabili, quelli di classe C e da banco. Sul fronte ospedaliero il peso maggiore è rappresentato dai farmaci oncologici, tra le terapie più costose. Numeri che fotografano un sistema in equilibrio delicato tra contenimento della spesa e bisogni di salute. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Catania da oggi al lavoro per preparare la partita di domenica a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Da quella sfida dipenderà il secondo posto in classifica. Toscano deve fare a meno dello squalificato Quaini e quindi trovare un'alternativa in mezzo. Francesco Triolo. Il secondo posto non è l'obiettivo, ma per il Catania, arrivata a questo punto e con la promozione di Ettore Maiandata, è diventato un traguardo intermedio da non fallire. Inutile oggi guardare troppo indietro nel percorso della stagione, ma basti pensare che 3 settimane fa il vantaggio sul terzo posto era di 8 punti. Ecco quindi che la necessità di andare a difendere adesso la piazza d'onore all'ultima giornata appare riduttivo. Ma tant'è, perché quel margine cospicuo è stato bruciato in 3 partite a 90 minuti alla conclusione della stagione regolare. La squadra di Toscano si trova così ancora in bilico. Mancato il risultato pieno contro il Potenza, ormai senza obiettivi specifici dopo la vittoria in Coppa Italia che regala ai lucani l'accesso al primo turno della fase nazionale per gli spareggi per la B, la sfida di domenica in trasferta contro l'Atalanta Under 23 diventa decisiva per l'assegnazione del secondo posto che assicura il pass al secondo turno della fase nazionale dei playoff, per di più da testa di serie, cioè con l'andata in trasferta il 17 maggio, il ritorno in casa il 20 maggio, ma soprattutto con la possibilità per superare il turno di contare su 2 pareggi o su una vittoria e una sconfitta con uguale differenza reti. Proprio per l'importanza della partita, ecco che Telecolor la offrirà in chiaro e in esclusiva alla luce anche del divieto di trasferta imposta ai tifosi rossazzurri. Da oggi Toscano prepara il match sapendo che non potrà contare sullo squalificato Quaini ed è un'assenza non da poco, perché costringerà il tecnico a modificare un assetto, quello di centrocampo, già rodato. Potrebbe giocare Corbari, che però potrebbe essere anche preservato per precauzione.
ma soprattutto di noia, pronta a dare una mano al fianco di Di Tacchio. La formazione insomma può cambiare, dipenderà da quello che l'allenatore vedrà in questi giorni di allenamento, a prescindere dal modulo utilizzato con la difesa a 3 e i 2 trequartisti. Il verdetto è arrivato, il Trapani Calcio retrocede ufficialmente in Serie D. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso della società guidata da Valerio Antonini, che sperava di riavere indietro i punti necessari per evitare il baratro. Per la società rimane un'ultima speranza legata all'udienza di domani. La Corte federale d'appello dovrà infatti decidere su un'ulteriore penalizzazione di 5 punti. Un eventuale successo potrebbe riaprire uno spiraglio per evitare la retrocessione. Adesso è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.